Censure, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi è una giornata nuvolosa, qui piovigina anche un pochino, comunque ragazzi fa sempre caldo, siamo intorno ai 14 gradi qua nel Levante genovese, in centro siamo intorno ai 13 e mezzo. Comunque passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che ci dovrebbe essere già collegato dall'Imperiese, è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno ai vostri radioascoltatori, ai nostri allora, radioascoltatori. Ho detto bene, dove ti trovi in questo momento? Sei nell'Imperiese? In questo momento sono nel comune di Valle Crosia perché sapete che esercito anche il ruolo di consigliere comunale, per cui quando si prendono degli impegni vanno mantenuti e quindi sto approfondendo anche pratiche di bilancio comunale. Allora, lì nella riviera dell'estremo opponente ligure, com'è il tempo? Perché qua siamo un po' sul nuvoloso, anche per il fine settimana non dice bene. Lì invece com'è? Non vorrei creare forti invidie, ma c'è un gran sole con 20 gradi. Un gran sole con 20 gradi, sembra di essere a fine settembre, insomma, fine settembre. Sì. Perfetto, Sì. Siete molto più fortunati voi lì nell'Imperiese rispetto a noi qui a Genova. Ma passiamo subito al primo argomento della mattinata, che è la riforma della sanità ligure. È stata approvata proprio ieri dal Consiglio regionale questa riforma che mira sostanzialmente a offrire migliori servizi anche sui territori, però poi ne parleremo nel corso dell'intervista da Armando Biasi. Ci sono state, lo pronuncio già, ci sono state le forti proteste da parte dei soliti sindacati, in particolare la CGIL. Si sono anche un po' litigati con quelli della CISL in aula, negli spazi del pubblico ieri, e da parte delle minoranze che hanno abbandonato l'aula al momento del voto per protesta. Allora, questa nuova riforma della sanità ligure, questo modello Liguria per la sanità, di cosa si tratta esattamente? Armando, ci puoi spiegare? Sì, io direi che potremmo chiamarlo
anche nel rispetto della visione di Bucci, orgoglio del nostro modello sanitario, perché l'ultima riforma portava la data del 2006, quindi parliamo di circa 20 anni fa. In 20 anni ovviamente sono cambiate tantissime situazioni, è cambiato anche quello che riguarda la percezione della cronicità della salute, per cui questo è l'inizio di un percorso di creare una cornice e di creare un modello che sia attinente con i bisogni attuali. Seguirà entro un paio di mesi l'aggiornamento e la nuova riforma per l'aspetto sociosanitario. Questi due strumenti, queste due leggi dovranno portare al centro il bisogno del cittadino, quindi la presa in carico del malato, perché oggi purtroppo una persona oltre le liste d'attesa, un malato deve farsi da solo tutti dei percorsi per tutte le visite di controllo, gli accertamenti, creando in se stesso già un'angoscia per la propria salute, ma poi anche per l'aspetto organizzativo della vita. Grazie a quello che riguarda le case del territorio della salute, un rapporto forte con i medici di base, un aumento delle risorse, perché una delle tematiche è si vuole razionalizzare e spendere meno, no, si vuole spendere meglio, creare efficienza, creare qualità e quindi andare nell'ottica di essere più vicini ai territori, più vicini ai cittadini. Non a caso abbiamo anche inserito nella riforma la presenza anche dei sindaci all'interno del board di controllo e della visione del modello sanitario, quindi siamo felici di aver dato un punto di partenza e non di arrivo a quello che pensiamo possa essere un modello della sanità da qui ai prossimi 10 anni. Allora ci sarà un'azienda unica, non più le 5 aziende sanitarie locali che saranno sostanzialmente trasformate in area territoriale sanitaria e quindi ci sarà veramente più che una razionalizzazione, come hai detto tu, un minore spreco di risorse economiche e migliori servizi ai cittadini. Ecco Armando, ieri tutte le proposte della Lega in merito a questa riforma sanitaria sono state accolte dal Consiglio regionale. Siete soddisfatti? Sì, intanto completo la risposta perché hai allargato il cerchio a cosa è accaduto ieri in Consiglio. Nonostante il Far West che abbiamo assistito, tutto il lavoro fatto dalla Lega, degli emendamenti di 2 mesi di lavoro sono stati accolti. Però mi sia consentito un accenno, perché sono solo un anno che sono in Consiglio regionale, ma ieri è stato uno spaccato, direi, vergognoso, che è stato posto in aula, in cui si è palesata l'arroganza del gruppo della minoranza e di una parte del sindacato della CGIL che ci volevano imporre di fare delle azioni contro i regolamenti di Consiglio. Quindi io mi domando, e è anche una cosa che osserviamo a livello nazionale sempre di più, l'abbiamo visto anche con le proteste pro-Palestina, che ieri si è palesata la questione che quando non vanno le dinamiche come la minoranza di sinistra pensano di portare avanti, utilizzano determinati schemi quasi tattici, quasi di guerriglia, perché ieri siamo stati insultati in ogni modo dalle tribune dei consigli di minoranza, che ci verranno a cercare sotto casa, che siamo degli scellerati, ma semplicemente perché stavamo approvando le norme, stavamo rispettando un regolamento. Ci volevano imporre delle regole non scritte. Per questo motivo siamo orgogliosi che nel perimetro delle regole, nel perimetro delle norme, la Lega ha presentato degli emendamenti che vanno nell'ottica di migliorare la ridistribuzione della quota capitaria su tutta la regione, comprese le periferie, di ragionare che l'ospedale unico e quindi l'ospedale di Genova città metropolitana sia un esempio che sarà da perseguire anche negli altri 19 presidi nelle province, per evitare un depauperamento dei presidi stessi, le foresterie. Noi abbiamo sempre di più bisogno di posti per i medici, per gli infermieri, per le OSP, per i giovani, perché sennò nelle alcune province, visto il caro affitto, non verranno più i medici. Quindi noi in realtà col buon senso ci siamo messi anche a ragionare sulle fughe fuori regione. Quando parlavo di orgoglio, oggi abbiamo più di 160 milioni di euro di fughe che vanno fuori regione e nel nostro emendamento abbiamo fatto una riflessione anche in questo senso. Quindi insieme ai colleghi Piana e insieme alla Foscolo siamo veramente felici di aver contribuito a migliorare ulteriormente un testo che già vedeva il nostro assenso.
Ecco, dicevo un po', tu hai anticipato quello che ti volevo chiedere. Io sono rimasto un po' esterrefatto perché c'è stata questa protesta dagli spazi del pubblico, cavalcata ovviamente dai consiglieri regionali delle sinistre. In sostanza i sindacalisti, i lavoratori, comunque diciamo che non erano questo gruppo incredibile, ecco, fuori dalla sede dell'Assemblea legislativa della Liguria in via Fieschi a Genova c'erano state un centinaio di persone più o meno a spanne, volevano essere auditi dai capigruppo regionali. Ecco, però audizioni che sono andate avanti mi sembra per 3 mesi e sono state fatte decine e decine di audizioni in regione, in particolare dalle competenti commissioni regionali, quindi poi sostanzialmente non ce n'era bisogno. Mi è sembrata un po' una strumentalizzazione questa, e una mancanza di rispetto anche di chi ha lavorato in commissione e di tutte le altre realtà, dalle associazioni, ai sindacati, agli altri lavoratori, ai medici, ai rappresentanti dei medici e quant'altro. Hai centrato appieno la questione. Strumentalizzazione e vergogna nei confronti di chi ha lavorato e non è stato rispettato il proprio lavoro. Mi riferisco all'assessore Nicolò, che ringrazio, mi riferisco al presidente della commissione numero 2, Frascatore, che ha creato i presupposti in molte commissioni per poter audire più di 190 associazioni, medici, categorie che hanno chiesto di dire il loro punto di vista. Anche la CGIL, insieme agli altri sindacati che guarda caso non hanno partecipato a questa protesta politica, perché io l'ho vissuta come una protesta politica, perché vedevo man mano che si messaggiavano i capigruppo della minoranza con i sindacati, quelle 40 persone che erano negli spalti, perché era uno stadio, era una tifoseria a favore della minoranza contro la maggioranza, e il tema della riforma era stato già discusso ampiamente nelle sedi di commissioni, quindi c'è stata data la possibilità di poter apportare le loro proposte. La minoranza probabilmente ha portato negli emendamenti, di cui 7 emendamenti sono stati approvati dalla maggioranza, quindi nei temi della trasparenza, di democrazia e di ascolto è stato fatto tutto. Ma ieri cosa si è voluto fare in modo demagogico e strumentale? Si voleva bloccare il Consiglio perché un gruppo sparuto minuto ci imponeva di bloccare, perché volevano dirci che loro non erano a favore della riforma, ma nelle fasi delle commissioni, delle audizioni, questo non era minimamente avvenuto. Dovevamo andare fuori dal regolamento creando un precedente che il Consiglio, nella sua libertà di approvare una riforma maggioranza-minoranza, doveva essere bloccato. Quando si sono resi conto che il presidente bravo Balleari ha deciso di andare avanti sulla sua strada, sulle regole, abbiamo assistito a quello che vediamo fino ad oggi in tutta Italia, alla violenza. A un certo punto accuse di ogni tipo, perché i violenti che non vogliono rispettare le regole accusavano chi in realtà in modo onesto e trasparente ha fatto un percorso di 2 mesi e mezzo ascoltando tutti. Poi ci sono dei miglioramenti, ma si fanno nelle aule, i correttivi si fanno con delle proposte e non a imposizione, perché io credo che quello di ieri è lo specchio d'Italia che sta avvenendo da qualche mese a questa parte, e mi preoccupo perché ieri ho visto negli occhi delle consigliere della minoranza, nei gesti che si apponevano quasi mettendo le mani addosso al presidente Bucci, in un certo momento da parte del vicepresidente del Consiglio Arboscello. Quindi in realtà siamo rimasti allibiti. Rimandiamo al mittente questa metodologia e in modo fermo continueremo a lavorare per il bene dei cittadini. Va bene, ti ringrazio. Senti, a proposito della CGIL, siccome l'abbiamo citata, cambiamo un attimino pagina e volevo da te, proprio un paio di minuti abbiamo ancora a disposizione, un commento su quello che è successo a Genova. Ecco, tu hai seguito la vicenda ex Ilva, il capoluogo ligure è rimasto bloccato in centro città per diversi giorni, in particolare una giornata sono stati sfondati gli alari della polizia, queste grate messe a protezione della prefettura di Genova. I manifestanti poi sono andati anche alla stazione ferroviaria di Genova Brignole
è andato lì proprio a Brignole anche il presidente Marco Bucci a parlare con loro. Diciamo, per il momento poi i presidi si sono smobilitati dopo l'incontro a Roma di venerdì scorso con il ministro Urso e con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, però c'è stato un grave fatto, ossia dei sindacalisti della UILM, a loro dire, hanno fatto anche una conferenza stampa in tal senso, sarebbero stati perlomeno aggrediti da uomini con le felpe della FIOM. Adesso la procura indaga su questo caso, perché tra l'altro uno ha riportato 10 giorni di prognosi, secondo quanto ha riferito, l'altro ha riportato 7 giorni di prognosi, sarebbero stati presi a calci e pugni, eccetera, e anche inseguiti per 1 chilometro. Ecco, questa CGIL che vuole diventare, che fa politica un partito, cioè sembrerebbe perlomeno, e poi predica la non violenza, poi ci sarebbero questi atti violenti, si parla anche di membri sia della FIOM sia del lotta comunista, staremo a vedere poi quali saranno le risultanze delle indagini della Procura di Genova, ma se ci fosse effettivamente stata, sembrerebbe di sì, questa violenza, non ti sembra un po' una cosa grave, un episodio proprio brutto che è accaduto? Ma guarda, per chi mi conosce, in genere non mi lancio mai in dichiarazioni che non abbiano un contenuto e un'oggettività. Parto appunto rispondendoti che in modo oggettivo ieri per 2 ore ho assistito a una azione di guerriglia posta all'interno di un perimetro di una struttura pubblica. Ho ascoltato e visto e letto quello che è accaduto tra sindacati, perché credo che è uno spaccato preoccupante, e la storia ci insegna che poi a fare un passo in più ci vuole veramente poco, con il rischio anche poi di fare attentati e omicidi, per cui in realtà se addirittura coloro che sono preposti alla difesa dei lavoratori arrivano in modo a imporre le proprie scelte contro o a favore di un altro sindacato, vuol dire che si sta rompendo quell'asse, diciamo, di tutela dei diritti, perché qua stiamo parlando che addirittura siamo passati che dai diritti di difesa stiamo passando agli obblighi di imporre una propria scelta, e quindi secondo me bisognerebbe che anche chi della politica, e parlo del PD, 5 Stelle e quant'altro, prenda atto, e non lo sto vedendo, che si deve chiedere una dissociazione puntuale e anche, diciamo, con forza da questi fatti. Invece mi rendo conto sempre di più che quando questi fatti sono creati da un sindacato che è diventato sempre di più un partito perché forse non si vede rappresentato nelle sedi opportune, allora diventa necessario che la politica faccia quel gesto di equilibrio. E quindi sicuramente quello che posso dire è che si ravvede in questa forma di violenza e di prevaricazione una mancanza di collegamento a quello che sono le regole dello Stato. Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando. Buona giornata ai vostri radioascoltatori e buon lavoro. Salutaci tutti anche nella tua bellissima Valle Crosia e ringraziamo ancora il nostro consigliere regionale Armando Biasi, presidente della terza commissione attività produttive, e sentiamo se riusciamo a recuperare per gli ultimi minuti il nostro senatore ligure Francesco Bruzzone, perché non riuscivamo a contattarlo prima. Sentiamo se la regia per caso è riuscito nell'impresa, perché lui è sempre Fabrizio, l'ho contattato, siccome si era fatto troppo tardi ha detto meglio giovedì prossimo. Allora, meglio giovedì prossimo, perfetto. Allora ringraziamo comunque il nostro senatore ligure Francesco Bruzzone, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffini.